Ricorderete che abbiamo parlato più volte, cerco di mettervi nel link in descrizione i servizi precedenti, che grazie soprattutto al Marco Veronese, che è stato l'ex vice sindaco dell'amministrazione Ferro, e adesso è, diciamo, nel gruppo misto ed era un ex M5S, e sta continuando a seguire la pratica, quella famosa, per spostare la caserma dei Vigili del Fuoco diciamo, alla famosa barca, chiamiamola così, quel compendio che c'è di fianco all'ospedale. Bene, allora, erano stati fatti tutta una serie di passaggi, era riuscito a convincere finalmente l'intero Consiglio Comunale a votare all'unanimità, quindi tutti, maggioranza e minoranza, hanno votato insieme il provvedimento che consentiva la cessione al Ministero degli Interni di quel terreno. È stato fatto poi dall'atto notarile per la cessione di questo terreno, mi sembra ricordare, al Ministero degli Interni. La città metropolitana, che è l'ente competente, ha preparato il bando, ha pubblicato il bando per lo studio, per la progettazione della nuova caserma. Ricordiamo che questa nuova caserma, oltre ad essere una situazione più centrale, quindi evitare che i vigili del fuoco si trovano incastrati tra semaforo, tra gente che parcheggia davanti perché c'è la scuola, tutta una serie di problematiche, lì ci sarebbe la possibilità di avere la barca, ce l'hanno anche diciamo, qua in Riviera Caboto, però lì ci sarebbe la possibilità di avere la barca in una posizione, ripeto, più centrale, anche per uscire in caso di incidente in Romea, sulle frazioni eccetera, sono sempre su una posizione più centrale. Inoltre, aspetto molto importante, possono avere anche dei mezzi più grandi, tra cui l'autoscala, che tantissime volte quando succede qualche problema deve arrivare da Mestre, e a volte vuol dire, sapete benissimo che a volte per salvare una vita umana anche un minuto può fare la differenza. Bene, mi dicono, prendetela sempre con Manu Salis, che era stato anche fatto il finanziamento da 2,5 milioni per questo investimento. È tutto fermo perché c'è un impasse burocratico, mi dicono di 5.000 euro, perché non si capisce qual è l'ente competente che deve tirare fuori questi 5.000 euro, ed è quindi tutto bloccato. Abbiamo saputo questa cosa per vie traverse, abbiamo cercato di contattare Marco Veronese, che sta seguendo questa vicenda in maniera diciamo attenta da tempo, sentiremo poi se ci racconterà un po' come è andata, come cosa stanno facendo. Ma tutto questo per farvi spiegare che il genio che abbiamo come assessore, l'ha detta Maria Rosa Bosco-Chio, che 4 mesi fa ha detto che loro in 12 mesi sposteranno il mercato ittico nel grosso, è solo per farvi capire che razza di balla colossale che questa amministrazione propaga. Perché se solo per fare una cosa che è già incardinata sono stati fatti tutti questi passaggi e sono passati 2 anni, figuratevi cosa vuol dire spostare un mercato ittico all'ingrosso, quando di fatto l'amministrazione comunale e il sindaco Mauro Melao non ha fatto un piffero, perché ha fatto una delibera di indirizzo che è carta straccia, perché nella delibera di indirizzo non sono stati non ha nessun diciamo competenza come spesa, non è prevista una spesa, non è previsto niente, e quindi è tutto in alto mare. Comunque noi abbiamo messo, avrete notato che sulle pagine di Chiesa Azzurra c'è il conto alla rovescia. Intanto sono passati 4 mesi, vedremo cosa combinerà questa amministrazione, che dice che in 12 mesi sposterà il mercato ittico all'ingrosso. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ieri si sono tenute la prima e la quinta commissione consiliare congiunte su Corte Salasco, una commissione richiesta a fine ottobre del 2023, riunita a gennaio del 2025, un lasso di tempo congruo per preparare una commissione in maniera ineccepibile. Purtroppo non è stato così, la commissione non ha visto interventi esplicativi per i consiglieri che sono usciti dalla commissione con nulla in mano, anzi con la consapevolezza che nessuno sembra sapere cosa ci sia a Corte Salasco. Solo il presidente dell'unica associazione convenzionata col comune di Chioggia per l'utilizzo di alcuni spazi è riuscito a dare alcune delucidazioni.
La commissione era stata richiesta per sapere quali spazi di Corte Salasco fossero impegnati, quali ancora occupabili da altre associazioni e che progetti vi si stessero facendo. Si tratta di una struttura per sistemare la quale il comune di Chioggia ha impegnato un importante investimento, ma che sembra essere utilizzata ben al di sotto delle sue potenzialità. Ufficialmente utilizzata solamente da Vivere Anteas di Chioggia, reso noto il suo presidente Mario Morandi, presidente anche di un gruppo di associazioni di volontariato che ne comprende all'incirca 150. Ufficiosamente l'associazione Filistina, Associazione Culturale Filistina, ultimamente ha contribuito in maniera importante anche per la catalogazione dei volumi della biblioteca di Corte Salasco, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni tirocinanti dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, mentre in precedenza ha utilizzato gli spazi di Corte Salasco per incontri culturali. Come anche ha ribadito l'assessore alla cultura Elena Zennaro, unica tra i convenuti ad avere idea di cosa vi si stesse svolgendo all'interno della struttura. Morandi stava attendendo la convocazione della commissione, durante la quale ha voluto evidenziare lo spreco dei locali al piano superiore, a cui sembra possano accedere solamente un'ottantina di persone, quando apparentemente la capienza dei locali è ben maggiore. Ha richiesto che venga programmato un ulteriore collaudo per autorizzare il numero massimo consentito di presenti. Non sapete niente, è comunque la frase con cui il presidente Morandi ha esordito, dopo che i convenuti hanno spiegato ciò per cui la loro presenza era stata richiesta. Il prossimo incontro si farà sul sito, ha detto il presidente della prima commissione Marco Lanza, molto contestato, sia per il ritardo della convocazione sia per la maniera con cui è stata gestita, facendo intervenire assessori e funzionari senza che fossero a conoscenza di ciò che avrebbero dovuto condividere con i richiedenti e con i presenti. Una commissione che ha dimostrato essenzialmente una cattiva gestione, seppur chiara nella richiesta con cui era stata presentata, ma mancante di coinvolgimento da parte di chi avrebbe dovuto dare le risposte richieste. Considerando che dalla richiesta della commissione alla sua convocazione è passato ben oltre un anno e risposte non ce ne sono comunque state, la cosa potrebbe far dubitare della gestione della cosa pubblica. Probabilmente o perché non volete dirlo, tutti voi sapete più o meno niente, e questo mi dispiace. Più o meno niente. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Si tratta di una delibera proposta dall'assessore regionale alla sanità, quella che scatterà in Veneto il prossimo 1 febbraio, che prevede l'esenzione dal ticket per le vittime di violenza. Con l'articolo 21 della legge regionale 33 del 2024 sono state introdotte misure a tutela delle vittime di violenza residenti in Veneto che accedono al servizio sanitario in seguito alla violenza, dopo le dimissioni del pronto soccorso, per prestazioni inerenti alla violenza subita, incluse le prestazioni psicologiche e di specialistica ambulatoriale. Un modo per essere vicini alle vittime di violenza, asserito l'assessore Lanzarin, e di essere di aiuto in modo concreto in tutto il percorso di cura, un modo per creare fiducia. Significa non voltare le spalle ai segnali di prevaricazione e ciò può fare la differenza. L'impegno contro la violenza sulle donne vede la necessità di lavorare insieme agli enti del territorio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Allora era giugno, se non sbaglio, del 2022, quindi sono passati praticamente 2 anni e 6 mesi. Allora, tra l'altro questo iter è iniziato molto prima perché già la regione si era interessata, perché per la discarica di Valdario, la ex discarica Valdario,
c'era una procedura di infrazione dell'Unione Europea verso l'Italia, in cui si pagava una multa di 500 euro all'anno di sanzione. Tra l'altro questa sanzione una volta era arrivata anche al comune di Chioggia ed era praticamente pagata perché lo Stato diciamo, defalcava quei 500 euro dai trasferimenti dallo Stato al comune. Poi quella cosa era stata parzialmente sistemata, abbiamo questa memoria, perché appunto era iniziato l'iter per vedere di bonificare questa benedetta diciamo ex discarica. Quindi sono stati stanziati almeno 35 milioni di euro. Durante quella commissione era presente anche l'assessore regionale Marcato, in cui anche lì il sindaco, siamo bravi, siamo belli, la filiera, Chioggia, la regione, l'Italia, Veneto, l'Europa, il mondo, Marte, eccetera, eccetera. Era quasi come Elon Musk all'inaugurazione del governo Trump. E però da allora praticamente siamo fermi totali. Allora è vero che cosa è successo? Che hanno fatto delle prove, tutto quanto, e si sono accorti che purtroppo c'è molto più oh signore, mi sfugge la parola, sono anziano, amianto, c'è molto più amianto di quello che si aspettavano, e quindi il procedimento per la bonifica ha avuto un aumento di costi molto importante. Di là si è fermato tutto l'iter, quindi doveva essere bonificata in tempo breve, quindi dopo la bonifica si poteva fare un parco, si poteva allargare la zona del porto, anche se il porto non sta lavorando, e questo è un altro discorso, parliamo a parte, magari si poteva fare una centrale nucleare, magari sa, vabbè, scusate la provocazione. Comunque praticamente siamo fermi. Allora io capisco che c'è un problema tecnico, per fare questa maggiore bonifica di amianto costa molto di più, quindi se ci sono i soldi la facciamo, se no non possiamo farla. L'azienda che ha vinto il bando ovviamente non può fare una cosa sapendo già di rimetterci, questo qua è pacifico. Apro e chiudo una parentesi, mi piacerebbe capire da dove tira fuori quei 99 milioni il nostro carissimo sindaco per la cittadella dello sport, quando mancano i soldi per fare questo lavoro qua. Comunque insomma, chiudiamo la parentesi. Però, ancora una volta però, se voi passate per via Maestri del Lavoro noterete che ormai da mesi quel capannone, che credo che abbia un certo costo, sta volando a pezzi. Prima c'è stato un pezzo, poi un altro pezzo, adesso sta andando a pezzo completamente. Ci saranno anche dei macchinari all'interno, perché ci hanno messo, oltre diciamo, alla protezione per non spargere l'amianto, anche delle persone. Hanno detto: abbiamo fatto un procedimento eccezionale quella volta che c'era questa conferenza stampa in sala consigliare, vi metterò il link. Ecco, allora, visto che comunque di questi 35 milioni presumo che un acconto ve l'abbiano dato, sarebbe opportuno chiudere almeno quelle parti prima che il vento se lo porta via tutto quanto. E ringraziamo sempre il sindaco, che sicuramente con la sua preparazione e capacità riuscirà a risolvere anche questo problema. Magari qualcuno ha detto quando non avremo più i denti, ma speriamo, magari